Moto alla rovescia che è arrivato a 0 per la terza corsa dall'Arcoveggio di Bologna, una prova per 4 anni a reclamare a 8.000 euro. 10 al via, corsa molto molto aperta. All'1 Aquilei RL Fabrizio Martinelli, 2 Atena Griff Roberto Giannoni, 3 Atomo del Vento Michele Canali, 4 Adel dei Veltri Stefano Baldi, 5 Arta Terme Jet Michela Rossi, 6 Anita Dipa Jessica Pompa, in seconda fila 7 Alcatraz Thomas Manfredini, 8 Asiago Light Patrick Romano, 9 Alfredo Dipa Otello Zorzetto, 10 Enni Pan Filippo Monti. Chiusura di gioco favorevole ad Adel dei Veltri, giocata a quota fissa in discesa, Aquilei ARL e Enni Pan. Le alternative principali. Si parte con proprio Adel dei Veltri che cerca di andare davanti ma sbaglia. E allora subito al comando Numero Aquilei 4, ARL, Adel dei è filtrata Veltri, dalla seconda fila squalificato. Ennipan che è già all'esterno della battistrada. Prova ad andare all'attacco Filippo Monti, quantomeno per provare a trovare un posto alla corda, posto che si è aperto in terza posizione. Vedremo le scelte da parte di Filippo Monti, che per il momento si adegua all'esterno. C'è da decidere se andare alla corda o restare allo scoperto. Intanto prende in mano Aquilei RL che ha fermato molto il ritmo e allora avanza all'esterno Anita Dipa che si proietta in terza ruota all'attacco della battistrada. Aquilei RL la costringe a riallungare. Numero 7 Alcatraz, Lungo la corda sempre Atena squalificato. Griff, poi Enni Pan, mentre in terza ruota Arta Terme Jet, quando 600 sono passati in 47,4. Aquilei RL in vantaggio nei confronti di Atena Griff, Enni Pan che allora ripiega terza alla corda perché Anita Dipa sta retrocedendo al largo. Si deve muovere così Arta Terme Jet in terza ruota. Palito davanti alle tribune un po' più svelto, comincia a menare le gambe Aquilei RL che prova a darsi alla fuga da Atena Griff che perde una mezza lunghezza, poi sempre Enni Pan, Arta Terme Jet, ancora lungo la corda Alfredo Dipa a precedere gli altri che si stanno staccando al chilometro in 1.17,4. Aquilei RL in vantaggio nei confronti di Atena Griff, poi Enni Pan, quindi sempre Alfredo Dipa e Arta Terme Jet apparecchiati. La dritta opposta alle tribune è passata in 15 da Aquilei RL che mantiene quella lunghezza e mezza nei confronti di Atena Griff e Enni Pan che ora prova a muoversi all'esterno quando siamo a metà dell'ultima curva. In vantaggio Aquilei RL nei confronti di Atena Griff, Enni Pan che prova a fare l'arrivo, 15-1 l'ultima curva. In vantaggio Aquilei, Enni Pan che prova a dare lo speed, Atena Griff che sceglie l'open stretch, Aquilei RL che si allarga un pochettino in arrivo ma sembra controllare. Aquilei RL che vince nei confronti di Enni Pan per il terzo Atena Griff. 29,8 la chiusa, 14,7 la dritta arriva, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico, il coast to coast di Aquilei RL, Fabrizio Martinelli, il training di Daniele Quarneti, la proprietà del signor Maurizio Tocci, la vittoria per la figlia di Leben RL, terzo successo nelle ultime 4 uscite per una cavalla in costante crescita, porta a casa un bel successo in percorso di testa, sempre puntuale Fabrizio Martinelli nella gestione dei parziali. Al secondo corre bene Enni Pan con Filippo Monti che ha già mezza giornata gentleman in tasca. Al terzo Atena Griff.